Buonasera a tutti, abbiamo finalmente risolto il nostro problema tecnico è bello avervi qui stasera e spero che il Signore possa parlare ai nostri cuori e che possa rivelarci nuove cose oppure semplicemente darci quello di cui abbiamo bisogno. Se abbiamo bisogno di amore o consolazione, spero che possiamo ottenere questo. Ok, adesso iniziamo con la nostra lode. Vi chiedo di stare in piedi e di partecipare. Il canto che andremo a cantare è Il tuo amor non sbaglia, quindi anche questi problemi tecnici che abbiamo avuto sono tutti da parte del Signore, perché nella sua parola c'è scritto che tutto coopera al bene per quelli che sperano nel Signore. Cantiamo. Facciamo un applauso al Signore.
che dobbiamo sempre cantare con gloria, con lode e esaltando il Signore e sentirci liberi, non stare solo fermi lì a cantare. Dobbiamo muoverci, dobbiamo sentire lo Spirito che è dentro di noi e cantare come ci sentiamo dentro, non soltanto leggere il testo, cantando con tutto te stesso. Prova a cantare anche questa canzone con il tuo cuore e gloria a Dio. Allora, questa canzone è una preghiera e invita Dio a proteggerci e coprirci con la sua mano e ci insegna che in ogni tempesta, in ogni problema della nostra vita, Dio è lì con noi e ci aiuterà in ogni battaglia. E non importa cosa succeda, Lui sarà sempre lì ad aiutarci e proteggerci, e che noi possiamo, mentre lodiamo e cantiamo questa canzone, che noi possiamo pensare come Dio è stato buono, è buono con noi, e che noi possiamo pensare nei progetti che Lui avrà per noi nel futuro, e mentre cantiamo che noi possiamo ringraziarlo di tutto quello che ha fatto e per amarci e accettarci così come siamo. Cantiamo.
Padre, possono avvenire 1000 tempeste, 1000 difficoltà, 1000 problemi, ma tu ci fai volare in alto. Ci fai volare in alto sotto le tue ali, oh Padre, ci proteggi, oh Padre, ci copri. Nella tua parola c'è scritto: noi siamo più che vincitori in colui in cui abbiamo creduto. E grazie, oh Padre, grazie di come non dobbiamo preoccuparci, oh Padre, di quello che vediamo con gli occhi carnali, oh Padre, ma aiutaci ad aprire gli occhi spirituali, aiutaci a credere nelle tue promesse, aiutaci a vedere secondo la tua volontà, oh Padre, aiutaci a vivere la vita che tu vuoi che noi viviamo per ognuno di noi, oh Padre. Tutto questo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. No. Voglio chiedervi non di sedervi ma di inginocchiarvi. Mi sono sentita nel mio cuore di fare questo momento di preghiera tutti insieme. Portate a Dio le vostre difficoltà, portate a Dio i vostri problemi in questo momento. Qualsiasi cosa vi stia turbando il cuore, parlatene con Dio e sappiate che Lui vi sta proteggendo. Chiedete protezione a Lui. Sappiate che Lui sta coprendo con la sua mano la vostra vita. Passate questo momento con Dio, parlategli. Liberate il vostro cuore di ogni sofferenza. La vita di ogni ragazzo questa sera meglio di chiunque altro, Padre, e ti chiedo che chiunque abbia portato i suoi problemi a te questa sera, chiunque si sia svuotato delle sue preoccupazioni, ti abbia chiesto aiuto, Padre, ti chiedo che possa ricevere la tua mano, che possa essere una mano miracolosa nelle loro vite, Padre. Ci sono tante cose che appesantiscono il nostro cuore, Signore, e tu sei il nostro Padre, Signore, e so che sicuramente vederci tristi, vederci soffrendo è una cosa che fa piangere anche il tuo cuore, Signore. Però una delle più grandi lezioni che puoi darci, che puoi dare alla vita di ognuno di noi, è che tu sei al nostro fianco, Signore. Qualsiasi problema affrontiamo, tu sei Re, tu sei nel controllo di tutto, Padre. E qualsiasi cosa ci succeda, coopera al nostro bene, Padre. Ti chiedo che tu possa dare una mano di conforto a ogni persona questa sera che ha il cuore che sta gridando a te, Padre. Che tu possa abbracciarli, Signore, con il tuo amore, che possano sentire il calore che solo tu puoi dare, Padre. Ti chiedo che tu possa curare le loro ferite, Signore, che tu possa farti conoscere per il Dio amorevole che sei, Signore. Una cosa che mi hai insegnato è che il tuo amore è l'unica cosa che può sostenerci, Signore, è l'unica cosa che ci può supportare nella nostra vita, Padre. Non c'è nessun'altra cosa che
che possa riempire il tuo posto, nessun'altra cosa che possa nessun'altra cosa che possa avere il valore che tu hai, Signore. Ti chiedo che tutti noi possiamo sperimentare un'esperienza personale con te, Padre, che ognuno di noi possa conoscerti sempre di più, Signore, che tu possa parlare con noi, Padre. Io so che hai tante cose che vuoi fare attraverso la vita di ogni persona, Signore, che è qui questa sera. So che tu hai progetti grandiosi e so anche che molte volte noi non ci crediamo e molte volte noi non ci rendiamo conto, ma so che se un cuore si mette a disposizione, Padre, tu lo usi grandemente, Padre. Io ti chiedo che il desiderio del cuore di ogni di questi ragazzi possa essere quello di servirti, possa essere quello di compiere quella che è la tua volontà attraverso le loro vite, Padre. Benedicili con la tua presenza, benedicili con i tuoi sogni, benedicili con tutte le cose che puoi fare attraverso le nostre vite, Signore. Io riesco a vedere, mi hai mostrato che hai grandi piani per la vita di ognuno di loro, Signore. Ti chiedo che nel tempo giusto, nel momento giusto, anche loro possano vedere, anche loro possano avere rivelato quello che tu hai nel tuo cuore, Padre. Liberali da ogni male, rompi tutte le catene che li tengono lontani da te, Signore. Qualsiasi cosa che li fa allontanare da te, Padre, che tu possa scacciarlo via, che tu possa eliminarlo, Signore, perché l'unica cosa di cui hanno veramente bisogno sei tu, Padre. L'unica cosa che veramente può aiutarli sei tu, Signore. E io ti chiedo tutto questo nel potente nome di Gesù, Padre. Amen. Potete rimanere seduti. Acceso. Okay. Se potete girare un po' le luci, per favore, un po' verso, che non vedo assolutamente niente. Ok, un po' di là. Ecco, così. Grazie. Ok, possiamo mettere la prima slide. Ok, abbiamo scelto questo tema per questa sera, avere intimità con Dio. Avere intimità con Dio chiaramente non è una cosa semplice, no? Io credo che tanti conoscano Dio ma non hanno intimità con Dio, e io credo anche che tanti ci hanno rinunciato ad avere intimità con Dio, no? Allora per capire bene come fare ad avere intimità con Dio, io ho scelto un personaggio, ne avrei potuti scegliere tanti, ma ce n'è uno in particolare che mi ha colpito perché era una persona che parlava faccia a faccia con Dio, no? Aveva un rapporto molto profondo con Dio, e però per lui all'inizio non è stata una cosa semplice, anzi lui e Dio quando si trovavano facevano scintille, ossia era un rapporto complicato, no? Ed è la persona di Mosè, che è stato uno dei più grandi uomini di Dio dell'Antico Testamento. All'inizio il suo rapporto con Dio è stato molto difficile. E io vorrei cominciare con questo testo, quando lui già sapeva che doveva essere usato da Dio come uomo per liberare il suo popolo. A un certo punto gli viene in mente che era il momento proprio per servire. E dice così
la prima cosa, il primo testo che leggeremo. Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. Ma quando raggiunse l'età di 40 anni gli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, figli di Israele. Or egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio doveva salvarli per mano di lui, ma essi non compresero. Il giorno seguente si presentò a loro mentre litigavano e cercava di riconciliarli dicendo: uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto a vicenda? Ma quello che faceva torto al suo prossimo lo respinse dicendo: chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Allora, qual è la prima cosa che impedisce di avere un rapporto profondo, un'intimità con Dio? È la pienezza del sé, ok? Allora, guarda il contesto, molto interessante. Gesù, il Signore, dice che Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani, ossia gli egiziani a quell'epoca erano il popolo più evoluto tecnologicamente parlando, era il popolo che più conosceva nella storia di quella epoca. E lui a un certo punto, voi sapete che lui era figlio di Faraone, è stato istruito in tutta la sapienza degli egiziani e a un certo punto lui ha detto: buona idea, posso andare a salvare il mio popolo adesso che ho tutte le capacità per farlo. Ed è interessante che quando lui va dal suo popolo, il popolo lo rifiuta. Perché? Perché intanto non era il tempo di Dio, questa è la prima cosa importante da capire, ma la seconda cosa è che lui era pieno di sé, ossia pieno delle sue capacità, pieno della sua intelligenza, pieno della sua saggezza umana, e il Signore ha detto: no, non è il tempo. La prima cosa, cari miei, che ci allontana da un'intimità con Dio è quando noi siamo pieni di noi stessi, pieni delle nostre capacità, pieni della nostra intelligenza, pieni della nostra forza. Il Signore dice: non è così che io voglio. La cosa più sbagliata che noi affermiamo nelle nostre chiese è: se quella persona, quel musicista, quel cantante, quel predicatore, tra virgolette, di cose umane, si convertisse, sarebbe un grande contributo alla Chiesa. Non è così che funziona. Dio può far sorgere un suo figlio da una pietra. Ossia, Dio ha fatto parlare un asino nell'Antico Testamento per predicare la sua parola. È per questo che noi dobbiamo capire che quello che impedisce la nostra intimità con Dio, è la prima cosa, è il nostro essere, il nostro ego, il nostro essere pieni di noi stessi. E Mosè, a un certo punto, visto questa situazione, che cosa fa? Si allontana dall'Egitto e per 40 anni la parola di Dio dice che lui pascolò un gregge di pecore, ossia da principe d'Egitto diventa un pastore. Neanche il gregge era suo, l'unica cosa che lui possedeva era un bastone che gli era stato fornito dal padrone del gregge per guidare questo popolo. E 40 anni dopo, ossia quando Mosè aveva 80 anni, non era più un giovanotto, non era più una persona con un'energia come noi intendiamo, no? Per guidare il popolo di Israele. Allora il Signore lo chiama e gli dice: adesso è il momento perché tu possa andare a guidare il mio popolo. E guardate che cosa lui fa, che cosa lui dice. Questa è l'altra faccia della medaglia del punto 1. E dice: or dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone per far uscire dall'Egitto i figli di Israele? Mosè disse al Signore: ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua. Il Signore gli disse: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto, sordo, veggente o cieco? Non sono io il Signore? Ora dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè disse: ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai, ossia non mandare me, manda qualcun altro. E allora, dice la parola di Dio, l'ira del Signore si accese contro Mosè. Cos'è la seconda cosa che ci impedisce di avere intimità con Dio? Quando noi non ci riteniamo in grado di fare le cose che Dio ci ordina di fare. È l'altra faccia della medaglia del punto numero 1. Ossia,
Mosè stava rifiutando di fare l'opera del Signore. Sai quando tu sei pronto per fare l'opera del Signore? Sai quando tu sei pronto per avere intimità con Dio? Quando ti sei completamente svuotato di te stesso e consideri le tue capacità pari a zero, allora il Signore dice: adesso è il momento giusto per mandarti a fare quello che io ho in mente che tu faccia. Molto interessante questa cosa. Quando tu sei al minimo tecnico di tutte le tue risorse, il Signore dice: adesso è ora che tu vada a fare la mia opera. E Mosè si stava rifiutando, stava dicendo: manda chi vuoi, manda qualcun altro, non mandare me, perché io non sono un oratore. Interessante che all'inizio, dice la parola di Dio, lui era potente in parole e in opere. Dio gli ha tolto tutto e adesso dice il Signore: adesso tu sei pronto, tu vuoi avere intimità con Dio. La prima cosa che tu devi capire è che quando Dio ti manda a fare qualcosa di impossibile, è Lui che ti sta mandando, è Lui che ti dà le risorse perché tu possa fare l'opera del Signore. Quante scuse a volte noi inventiamo per non fare l'opera di Dio? Ah, Signore, ma non sono capace. Ah, Signore, ma non ho risorse. Ah, Signore, non sono intelligente. Ah, io non sono un predicatore. Ah, io non sono preparato teologicamente parlando. Ah, Signore, io ho tante difficoltà, non ho soldi. E il Signore dice: calma, io ti mando. E quando io ti mando, io ti do anche le risorse perché tu possa fare la mia opera. Tu vuoi avere intimità con Dio? Vai a fare le cose impossibili che il Signore ti dice di fare. Perché quando Dio ci manda a fare quello, ci manda a fare un'opera soprannaturale. Sai perché è soprannaturale? Perché non è un'opera umana. E Lui ti porterà al suo livello affinché tu possa fare l'opera che il Signore vuole. Punto numero 2, quindi, quello che impedisce la nostra intimità con Dio è la convinzione di essere incapaci di compiere la sua opera. Terzo punto, la trascuratezza spirituale. Per Mosè l'inizio non è stato semplice camminare con Dio, quindi poca intimità. Guarda che cosa è successo qua, in questo testo, Esodo 4, proprio all'inizio del suo ministero. E dice: mentre si trovava in viaggio, il Signore gli venne incontro dove egli pernottava e cercò di farlo, cosa dice lì? Cercò di farlo morire. Ossia, guarda che intimità Mosè aveva con Dio. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e con quello gli toccò i piedi di Mosè dicendo: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore lo lasciò. Ossia, Mosè si rifiutava di circoncidere suo figlio, cosa che il Signore gli aveva detto di fare, perché la circoncisione era il simbolo dell'appartenenza al popolo di Israele. Ossia, lui stava dicendo: no, Signore, non voglio, lascio perdere, non mi interessa questa cosa. Ma era una cosa talmente importante per Dio che Dio gli stava andando incontro per farlo morire. Ossia, Mosè era da una parte e il Signore era dall'altra. Quando noi trascuriamo le cose di Dio, il Signore non può venire da noi e condividere le cose profonde che Lui ha per noi. Ossia, dobbiamo avere quella cura, no? Sai che Dio è un Dio di dettagli. Giorno per giorno il Signore ci dà dei dettagli che noi dobbiamo curare nella nostra vita spirituale. E se noi non curiamo quei dettagli, il Signore non può entrare in un rapporto profondo con noi. Dall'obbedienza noi vediamo che il Signore può avvicinarsi sempre di più al nostro cuore. Adesso abbiamo visto i fallimenti di Mosè. Adesso dobbiamo vedere quali sono i suoi punti forti. Ossia, Mosè è cambiato in modo radicale nel suo rapporto con Dio. E perché lui ha sviluppato delle cose molto interessanti nella sua quotidianità insieme al Signore. Come quindi Mosè ha cambiato questo rapporto sviluppando un'intimità con Dio? Il primo punto: fare sempre e comunque gli interessi di Dio. Ok? Guarda questo testo. Allora, facciamo un'introduzione un pochino per capire il contesto. Che cosa era successo? Mosè era sul monte da 40 giorni per ricevere la legge di Dio. Ok? Il popolo aveva fatto 2 idoli costruiti, 2 buoi d'oro, okay? Il bue e il vitello d'oro, per adorarlo, perché non vedevano più Mosè. Mosè torna
no? E il Signore dice: guarda che io distruggerò questo popolo perché questo popolo è un popolo dal cuore duro, dal collo duro, io non lo sopporto più. E Mosè, guardate che attitudine che prende con Dio, e dice: dunque lascia, questo è Dio che parla con Mosè, lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi, ma di te farò una grande nazione. Che cosa stava facendo Dio con Mosè qua? Lo stava mettendo alla prova. Ossia, Mosè, guarda, tu sei una persona corretta, tu sei una persona obbediente, il popolo è sono dei disobbedienti, io lo distruggerò e così farò di te una grande nazione. Provate a immaginare l'ego di Mosè in quel momento lì come si è sentito massaggiato, ossia, Signore, scegli me per fare questo popolo, che bello. Guarda che cosa fa Mosè invece, guarda che interessante. Allora Mosè supplicò il Signore suo Dio e disse: perché, o Signore, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani direbbero: egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra. Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ti sembra una preghiera normale questa? Mosè che parla a Dio e gli dice: Signore, ti calmi per favore, ok? Non lasciare che la tua ira si scarichi su di loro. Ti prego, salvali perché questi sono il tuo popolo. E gli egiziani cosa diranno di te? Ossia, che pubblicità facciamo al tuo nome? Capite che preghiera profonda che Mosè ha fatto? Ha fatto gli interessi di Dio, sì o no? Poteva dire: Signore, usa me perché questo popolo è un popolo disgraziato. No. Si è inginocchiato e ha detto: Signore, il tuo nome è in pericolo, la tua fama è in pericolo, la tua gloria è in pericolo. Per favore, usa questo popolo, rinnovalo, fa qualcosa per lui affinché il tuo nome sia glorificato, sia onorato. Quando noi preghiamo così abbiamo intimità con Dio, sì o no? Sempre, sempre. Quando noi preghiamo facendo gli interessi di Dio, è ovvio che Dio risponde, è ovvio che Dio dà il suo sì alla nostra preghiera e questo sviluppa intimità con Dio. Fai sempre e comunque gli interessi di Dio, anche quando il tuo ego sta per essere messo sul podio. Okay? Punto numero 2. Come lui ha sviluppato intimità con Dio? Con il desiderio costante di conoscerlo sempre più a fondo. Guarda cosa dice questo testo. Poiché come si farà, questo è Mosè che parla con Dio, come si farà a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu mi chiedi, poiché hai trovato grazia agli occhi miei. E ti conosco personalmente. Guarda che rapporto personale che aveva Mosè con Dio. Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il mio nome, il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Signore, fammi conoscere, fammi vedere la tua gloria, ossia fammi conoscere più a fondo chi tu sei. Ci deve essere sempre un desiderio molto profondo del nostro cuore di conoscere il Signore. Noi dobbiamo entrare nella presenza del Signore, noi dobbiamo pregare al Signore, noi dobbiamo leggere la parola di Dio per conoscere meglio il Signore, dobbiamo desiderarlo nel profondo del nostro cuore. La cosa che io ho imparato in una chiesa è che noi non possiamo vivere la fede di qualcun altro. Non possiamo vivere la fede dei nostri genitori, non possiamo vivere la fede del pastore, non possiamo vivere la fede dei nostri amici, non possiamo vivere la fede storica da dove sono venuto, dalla chiesa mia di origine. No, io devo vivere un rapporto personale con Dio e questo rapporto personale con Dio è nutrito dalla voglia che io ho di conoscere il Signore. Come Mosè devo dire: Signore, fammi conoscere più a fondo chi tu sei. Quando io lascio Dio per ultimo nella mia giornata, nella mia vita, nella mia storia personale, allora non posso avere intimità con Dio. Quando noi diciamo: Signore,
voglio conoscere chi tu sei, voglio sapere che cosa stai facendo in questo mondo per entrare nella tua opera, per essere insieme a te, per camminare dietro a te, per camminare a fianco a te e fare quello che tu vuoi che io faccia. Il secondo punto che noi dobbiamo molto ben fissare nel nostro cuore è: noi dobbiamo cercare e sperimentare la conoscenza di Dio ogni giorno di più, desiderarlo con tutto il nostro cuore. E ultimo punto che voglio condividere con te: per essere in intimità con Dio bisogna essere umili nelle situazioni di stress psico-emotivo. Guarda che cosa ha vissuto Mosè in questo caso. Dice così il testo: Or Corè, figlio di Isar, figlio di Cheat, figlio di Levi, insieme con Datan e Abiram, figli di Eliab e On, figlio di Pelet, tutti e tre della tribù di Ruben, insorsero contro Mosè, con 250 israeliti autorevoli nella comunità, membri del consiglio, uomini rinomati, e radunatesi contro Mosè e contro Aaron, e gli dissero: basta, tutta la comunità, tutti dal primo all'ultimo sono santi e il Signore in mezzo a loro. Perché dunque vi mettete al di sopra dell'assemblea del Signore? Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra, poi parlò con Corè e tutta la gente che era con lui e disse: domani mattina il Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo, e se lo farà avvicinare a sé colui che gli avrà scelto. Ossia, in questa situazione guardate che cosa incredibile che è successo. Quando c'era un problema, con chi se lo prendevano? Con Mosè, sempre. Arrivano 3 persone di una tribù molto importante, perché era la tribù che ha una famiglia di Levi che trasportava le cose più importanti del tabernacolo: l'arca dell'alleanza, il tavolo dei pani di presentazione, il candelabro, ossia il cuore del tabernacolo era questa famiglia che lo portava, ossia quello che facevano le cose più importanti dell'assemblea dei Leviti, no? E che cosa fanno? Insorgono contro Mosè, fanno una convocazione di un'assemblea contro Mosè, e Mosè, quando vede arrivare queste persone con il dito puntato, che cosa fa? La parola di Dio dice che si prostrò a terra e dice: domani mattina sarà il Signore a far vedere chi è chi. Umiltà. Cosa facciamo nelle situazioni di stress psicoemotivo? Questo è un testo che mi ha toccato tanto, perché fa parte della mia personalità, ossia quando mi fanno un'ingiustizia, io non so tu, ma il mio cuore diventa una bomba atomica. Ma la parola di Dio ci insegna che Mosè ha fatto un atto di umiltà e ha lasciato l'ira non al proprio cuore, ma a Dio stesso. Quando ho letto questo testo ho detto: Signore, quanto devo cambiare nella mia vita? Quanto devo lasciare nelle tue mani la giustizia, che tu farai sicuramente. Forse ci vorrà un pochino più di tempo, ma la tua ira è molto peggiore della mia. E quando ho letto questo testo ho detto: Signore, io voglio somigliare di più a Mosè. E Mosè ha fatto questo gesto di umiltà. Se tu vai a leggere tutto il testo, il giorno dopo, sapete che cosa Dio ha fatto? Ha ingoiato tutte queste persone, direttamente le ha fatte cadere nel sottosuolo, e poi ha richiuso la terra e ha detto: ok, giustizia è stata fatta. Se fosse stato diverso, non so cosa sarebbe successo a Mosè, ma in questo caso Mosè si è comportato come una persona umile in un momento di difficoltà, in un momento di stress psico-emotivo. Sapete qual è il risultato? È l'ultima slide, che dice così: ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col suo proprio amico. Non so se c'è qualcosa nel tuo cuore che ti impedisce di avere intimità con Dio. Non ti sto dicendo se tu frequenti la Chiesa o meno. Non è questo il punto. Non ti sto dicendo se tu leggi la Bibbia quotidianamente. E non è neanche questo il punto. La Bibbia ti aiuta a conoscere Dio.
ma avere intimità con Lui bisogna avere queste caratteristiche, ossia bisogna rimuovere tutto quello che ci impedisce di avere intimità con Dio e bisogna sviluppare tutto quello che veramente Mosè ha sviluppato nel corso della sua vita. Sai cos'è che mi conforta? Che Mosè era come noi. Mosè era uguale a noi, all'inizio ha avuto un sacco di difficoltà con Dio. Dio lo voleva far morire, Dio lo voleva distruggere perché lui era una persona all'inizio del ministero pessima, faceva esattamente il contrario di quello che Dio voleva fare. Ma alla fine lui, che cosa dice la parola di Dio? Aveva intimità con Dio e parlava faccia a faccia con Dio come a un amico. Io sono qua per dirti che è possibile per me e per te avere più intimità con Dio, ma bisogna che noi facciamo un lavoro quotidiano insieme a Lui, bisogna che noi cominciamo a desiderare profondamente di capire chi Dio è e che cosa vuole fare per mezzo di noi. Non mettere mai davanti all'opera di Dio la giustificazione, Signore, non sono capace, non ho le possibilità, non ho le caratteristiche, non sono preparato, perché Dio userà la tua vita in modo molto semplice ma molto potente. Nella Bibbia è piena di persone così, piena, 12 apostoli, persone semplicissime, persone che hanno cambiato il mondo. Mosè ha cambiato la vita di un popolo intero, anzi di due, la sua, quella del popolo e quella degli egiziani. Abramo ha cambiato la vita di tante persone, Isacco ha cambiato la vita di tante persone, tutti i grandi uomini di Dio, prima di cambiare a tante persone, hanno cambiato se stessi. E Dio è qua per dirti che puoi farlo anche con te, ma dipende dalla volontà che tu hai. Io vorrei pregare insieme a te in questo momento, ok? Forse tu stai dicendo, pastore, io sì, vengo in chiesa, i miei genitori mi insegnano la parola di Dio. A volte partecipo anche alle riunioni di preghiera, ai culti, ma avere intimità con Dio è un'altra cosa. Ma il Signore è qua per dirti stasera, guarda che Mosè era uguale a te, non era un supereroe, non era un uomo con una saggezza intrinseca, personale, era un uomo che ha imparato camminando con Dio. E se tu vuoi avere intimità con Dio, il Signore è qua disposto a dirti, cammina con me, desidera di stare con me, metti da parte il tuo orgoglio, metti da parte la tua pigrizia spirituale, metti da parte la tua trascuratezza spirituale e svuotati del tuo ego, perché il Signore vuole riempirti di Lui. Signore, nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo perché la tua parola, Signore, ci insegna a essere persone diverse. Ti ringrazio, Signore, per l'esempio di Mosè, che era uno come noi, ha fatto arrabbiare il Signore non una volta sola, ma a un punto della sua vita ha preso una decisione, ha detto, Signore, fammi vedere la tua gloria, desidero conoscerti. Signore, voglio fare i tuoi interessi ovunque e comunque. E Signore, voglio essere una persona umile, lasciare nelle tue mani le situazioni che io non riesco a gestire. Se questo è parte della tua esperienza di vita, io ti chiedo che in questo momento tu possa fare un appello al Signore e dirgli, Signore, io voglio intimità con te, voglio avere una vicinanza a te molto più profonda di quello che è stato fino adesso. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.
con questo canto vogliamo ringraziare il Signore per la parola di stasera, per quanto ancora ha fatto, offrendo anche una parte che il Signore ci ha donato con le offerte. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me, i cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, sento il suo potere su me. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, loderò il suo nome, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Ancora grazie, oh Padre, per quanti ti hanno donato un poco di quello che tu hai provveduto per loro. Padre, ti prego di benedire queste offerte, oh Padre, di benedire anche chi non ha potuto. Padre, tu sai ogni cosa e tu puoi risolvere ogni problema, oh Padre. Tutto questo ti ringraziamo, oh Padre. Amen. Potete sedervi, adesso ci saranno gli annunci. Ok, vi ricordo i nostri, sempre i soliti annunci, il nostro incontro di teologia questo martedì qua a Treviso, sempre alle 20, 21 quarto. Vi ricordo anche gli incontri di preghiera che facciamo noi giovani giovedì alle 21, a volte li facciamo su Discord, a volte li facciamo su WhatsApp, ci organizziamo comunque sempre sul momento, in generale sono sempre su Discord. Altra cosa, se fate parte del Ministero di Arte, se fate parte del Ministero di Lode e di Proiezione, che include comunque arte, faremo una riunione domani dopo il culto, quindi se fai parte del Ministero di Arte sei
caldamente invitato a venire a partecipare a questa riunione. Ok, per alzata di mano qui quante persone hanno partecipato al Winter Camp di questo inverno? Voglio le mani belle alzate, alzate, perfetto. Di solito quando noi dicevamo Winter Camp, cos'è che si fa? Winter Camp! Possiamo farli meglio. Winter Camp! Ok? Vorrei dirvi che quest'estate ci sarà il Winners Camp. Ok, abbiamo già le date che vedete lì, il posto è prenotato per noi. Tenetevi liberi, mi raccomando. Se vi è piaciuto il campeggio che abbiamo fatto in estate, se vi è piaciuto il Winter Camp, questo sicuramente vi piacerà ancora di più. Tranquilli, lo so, ci firmo sopra. Soltanto abbiamo le date fisse, abbiamo il posto per noi, non stiamo ancora raccogliendo i soldi, vi daremo maggiori informazioni tra 2 settimane più o meno. Se volete comunque già dare il vostro nome potete parlare con Sandro e avrete il vostro posto, ok? Vi ringrazio per essere venuti questa sera, se è la prima volta che siete venuti qui. Grazie per essere venuti la prima volta, se siete venuti qui la seconda volta, grazie per la seconda. E vi ricordo, prima di dare la parola al Pastor Caio, ci divideremo adesso in delle piccole stanze per continuare a parlare e a meditare su quello che abbiamo parlato oggi, di cui ha parlato Pastor Alessandro. Ci sono 3 gruppi preadolescenti, non 3 gruppi però divisi per età, preadolescenti, adolescenti, giovani. I giovani partono dai 19 fino ai 35 andando avanti, e preadolescenti dai 12 ai 14, invece gli adolescenti dai 14 fino ai 18 anni. Ci divideremo maschi e femmine. Ok, ricordate dell'avviso che ho fatto settimana scorsa? Omiletica, corso per i predicatori? Sì? Noi vogliamo vedere i giovani e adolescenti predicando qua, ok? Ma io e il pastore Sandro stiamo preparando un corso e finora solo una persona si è iscritto e non è giovane, neanche adolescente, ok? Così ragazzi, se volete partecipare di questo privilegio di predicare la parola, e vogliamo fare questo corso per tutti voi, va bene? Così parlate con me oppure con il pastore Sandro e già cominciamo a vedere le date per fare questo corso. Secondo punto, gruppo dei giovani, ragazzi. Settimana scorsa era un gruppo di più o meno 15 ragazzi. 15 non si riesce a condividere, è troppo grande e è bellissimo. E è così il nostro obiettivo, è crescere. Così noi stiamo moltiplicando oggi il gruppo di ragazzi. Così avremo 2 gruppi di ragazzi, ok? Così speriamo che possiamo avere il gruppo di ragazze si moltiplicando anche. Così faremo 2 gruppi oggi e continueremo crescendo così. Amen? Ciao, buon incontro.